Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo ad Arquà Petrarca, sui Colli Euganei, e andremo a fare il percorso più lungo che c'è da queste parti, il Sentiero a Testino. Poiché però è proprio un percorso molto lungo, perché sono più di 21 km e più di 1000 metri di dislivello, abbiamo deciso di dividerlo in due parti. La prima parte oggi e la seconda la prossima volta. Abbiamo lasciato l'auto presso il parcheggio a pagamento del Bar Ventolone e il Sentiero a Testino, caratterizzato dal numero 3, comincia poco più sopra. Fatto qualche centinaio di metri lungo via Fontanelle, arriviamo a questo bivio dove inizia ufficialmente il Sentiero a Testino. Ciao bello! Ciao! Bravo! Ciao! Bravo! Ciao!
Eccoci arrivati, dopo un paio di saliscendi, al paesino di Val San Sibio. Prossima tappa, ventina di minuti, la cosiddetta casa del parroco. Eccoci arrivati in località Casa del Parroco. Adesso riprendiamo la salita. Adesso facciamo una breve digressione qui sulla destra. Stiamo sbucando sulla strada asfaltata. Qui giriamo a sinistra, la seguiamo per qualche centinaio di metri e poi arriveremo esattamente a metà del sentiero a Testino. Eccoci, siamo arrivati esattamente a metà del sentiero a Testino e noi lo interrompiamo qui, il sentiero proseguirebbe da quella parte. Seguiamo invece le indicazioni per Arquà Petrarca perché dobbiamo tornare al punto di partenza. Quindi scendiamo per la strada da quella parte, recuperiamo l'ultimo tratto del sentiero a Testino, scendiamo giù e raggiungiamo la casa del Petrarca.
In questo momento stiamo transitando per il pianoro del Mottolone, dove c'è un grande parcheggio, e da dove partiremo la prossima volta per fare la seconda metà del sentiero a Testino. Adesso però seguiamo l'ultima parte, ci sono i cartelli Arquà Petrarca, 45 minuti. In questo punto abbandoniamo la strada asfaltata e scendiamo da questa parte e in breve arriveremo alla casa del Petrarca. Com'è? No, devo stare attenti. È un po' delicato questo. D'altronde non c'è altro modo. Qui hanno messo una barricata. Mamma mia. Qui è ripidissimo.
La casa del Petrarca. Bene, abbiamo chiuso l'anello della prima parte del sentiero a Testino e siamo tornati al punto di partenza, al parcheggio del Bar Ventolone. Il percorso è da considerarsi escursionistico ed è molto ben segnalato. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Ante Lacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Ante Lacus.